Il Veneto è una delle regioni, insieme alla Lombardia e al Lazio, che rimane, per quanto riguarda l'epidemia da Covid, a rischio basso. Ciò non significa comunque che i contagi non vi siano, circa 331 nelle ultime 24 ore, e soprattutto persistono i ricoveri anche in terapia intensiva. In rianimazione finisce un paziente su 300, si tratta per lo più all'80% di pazienti non vaccinati. Beh, la situazione è la situazione di una regione che in questo momento è una regione, diciamo, che è tra quelle che hanno la situazione migliore, tanto vero che il rischio in Veneto è ritenuto basso assieme ad altre 3 regioni che sono la Lombardia e il Lazio. Grazie. Se noi avessimo la situazione attuale con la popolazione tutta non vaccinata, avremo circa 140 ricoverati in terapia intensiva. Se fossero tutti vaccinati ne avremo 7. Più che l'obbligo vaccinale, Zaia chiede una maggiore informazione istituzionale sul vaccino, cosa che è mancata, e questa mancanza di comunicazione istituzionale ha un po' favorito il proliferare di fake news o di informazioni errate sul valore e sulla componente del vaccino. Io mi chiederei un'altra cosa, lo dico perché io l'ho sempre proposto in quasi tutte le riunioni. Mi chiedo perché a livello nazionale si sia abdicato non alla promozione del vaccino, ma a un'informazione sui vaccini. Abbiamo lasciato, diciamo, terreno fertile a chi la pensa in maniera contraria, che è giusto rispettare, no? Se uno ha un'idea diversa dalla tua, tu ti devi battere perché lui la possa esprimere questa idea. Ma è pur vero che l'informazione istituzionale, pubblica, ufficiale, fatta magari con degli scienziati che non si sono laureati su Facebook, ma sono andati magari ad Harvard, come abbiamo fatto noi, no? Abbiamo portato il professor Palù, qualcuno ha qualcosa da dire sulla preparazione del professor Palù. Tu puoi non condividere delle idee, ma non puoi dire che è meno preparato di te. Io penso che la pubblicità istituzionale è mancata. Infatti, se voi fate mente locale, non esiste una campagna istituzionale di promozione dell'informazione, non sto dicendo del vaccino. Possibile che si legga in alcuni cartelli che nei ragazzi il rischio è 0? È quasi 0, ma non è 0, perché noi abbiamo dei casi di ospedalizzazione.